Licata oggi si è svolta una manifestazione cittadina contro i progetti di trivellazione al largo della costa. Ascoltiamo in proposito il deputato regionale originario di Licata, Carmelo Pullara. Oggi c'è una manifestazione a Licata che chiaramente riguarda una presa di posizione forte non solo della popolazione licatese ma di tutti i comuni limitrofi rispetto alla problematica trivelle. Noi da sempre siamo contrari e io da sempre ho fatto dichiarazioni anche forti che mi mettono in contrasto con i grandi colossi petroliferi. Probabilmente in una posizione politica converrebbe fare cose diverse, invece oggi noi con forza ulteriormente diciamo queste cose e diciamo ulteriormente no. Va sottolineato gli ultimi interventi fatti da me, perché vediamo che a livello nazionale, che potrebbero bloccare con una moratoria così come hanno fatto per il Mare Ionico, si chiede e ho chiesto che la stessa cosa venga fatta per il Mar Mediterraneo, quindi per le circostanze licatesi di tutta la costa. Ma in realtà vediamo che la Lega si schiera contro queste cose a favore della trivellazione. Bene, ora vogliamo capire e oggi vogliamo capire che cosa hanno detto nel tempo queste due forze politiche ai cittadini e perché si stanno rimangiando la parola e perché non agiscono con forza. Dobbiamo finirla con questo strabismo, perché vediamo che sono interessate solamente nelle regioni del nord per fare cose interessanti, buone e sviluppo, mentre invece alle regioni del sud viene detratto quello che può essere la motivazione del proprio sviluppo, che appunto è il turismo e la bellezza delle proprie coste.